Questo Ribaldo è arrivato qui nel 2019, io l'ho conosciuto pochi giorni dopo. Allora, lui è stato ospite del più lussuoso hotel udinese che si chiama Cavarzerani. E, per inciso ho cercato io, ma non mi accettavano a me. Pare che lui pagasse meglio, io non me lo posso permettere. Allora, io gli ho chiesto di fare una cosa che lui non fa mai, cioè lui comunica ma non per iscritto, no? A parte via WhatsApp dove parla una cosa pasticciata, mezza pakistana, mezza italiana. Allora, però ha scritto una cosa per voi, attenzione, non per me, per voi, ok? In cui parlerà il pakistano ma col cuore, va bene? E non gli ho chiesto di dire di cosa dovesse scrivere, gli ho chiesto devi parlare e devi lanciare un messaggio sul Pakistan e su Udine. Non lo so, non l'ho letto, vi giuro, ho letto solo l'iniziale e gli ho detto mi piace, le prime 3 lettere, il resto non l'ho letto, quindi è una sorpresa, quindi eventualmente poi mi rifaccio con la moglie. Allora, buonasera carissimi, io mi chiamo Wajid e vengo del Pakistan, tra 4 anni sono abituato a Udine. Oggi vorrei solo leggere un testo, una lettera che ho scritto per questa città. Mia cara Udine, ti devo un mondo di ringraziamenti per i meravigliosi 4 anni trascorsi tra le tue braccia. La tua bellezza, con le tue stradine affascinanti e i tuoi caffè profumati, accoglienti, è stata il mio rifugio sicuro. Ogni giorno portava nuove scoperte tra loggia e castello, rivelando i tuoi scorsi mozzafiato e i tesori nascosti. Ma ciò che veramente mi ha fatto sentire a casa sei stata tu, con il calore della tua gente. Fin dall'inizio mi hanno accolto a braccia aperte, facendomi sentire parte della famiglia. Ho condiviso risate e storie con amici meravigliosi, che sono diventati dopo come parenti. Ora, mentre mi preparo a dirti adios, rifletto sul mio percorso personale durante anni questi. Grazie a te ho avuto l'opportunità di sviluppare nuove competenze, imparare una nuova lingua, cultura e cucina. Importanti traguardi professionali. Il mio lavoro qui è stato gratificante e mi ha permesso di crescere in modi che non avrei mai immaginato. Ti ringrazio Udine per avermi offerto questa esperienza di crescita e realizzazione. Con tutto il mio amore, Wajid. Grazie. Mandi.